Un flash mob si terrà domani a Porto Empedocle da parte della Lega, dove parteciperanno anche esponenti di spicco della Lega stessa come l'onorevole Tardino. Ecco, perché questo sit-in? Questo sit-in perché abbiamo raccolto le lamentele di tantissimi cittadini che sono venuti da noi perché sono stanchi di tutti questi immigrati e soprattutto gli clandestini che sono sulla Mobi Zazza. Noi sappiamo benissimo in questo momento che praticamente abbiamo 30 positivi all'interno della Mobi Zazza. A Comiso sono scappati via dal centro 47 clandestini, a Pozzallo altri 7, è stato ferito un finanziere, è stato malmenato un poliziotto a Siculiana e la gente di Porto Empedocle, di Siculiana e della stessa Lampedusa veramente è stanca di tutto ciò. Cos'è che vuole proporre la Lega? La Lega sta proponendo questo flash mob a Porto Empedocle con un collegamento in diretta con Lampedusa per cercare di proporre ai cittadini la massività a questo flash mob. Dovete venire in tanti per far capire a questo governo che siamo veramente stanchi, che vogliamo difendere la nostra terra, la nostra bella Sicilia, e non dobbiamo più portare clandestini, ma dobbiamo portare turisti. E adesso sappiamo bene che le imprese sono al collasso, che stiamo vivendo un momento di grandissima crisi, dopo il coronavirus la gente veramente è stanca e non è il momento giusto di fare una mala accoglienza, perché l'accoglienza va fatta per bene, un'accoglienza sana è un'accoglienza che dà la possibilità ai clandestini di essere in sicurezza. In questo momento noi siciliani non siamo in sicurezza e non sono in sicurezza nemmeno loro, quindi è necessario adesso veramente unirci per far capire al governo che bisogna fare uno stop particolare alla max sanatoria clandestini e per portare avanti il decreto sicurezza di Matteo Salvini. Matteo Salvini ha fatto tanto per noi, ha fatto tanto per cercare di bloccare questa immigrazione controllata. In questo momento veramente di grande crisi e di grande dolore dei siciliani, soprattutto dei siciliani, che lo dico sempre, noi siamo Lega Sicilia e quindi ci crediamo, siamo siciliani doc, dobbiamo cercare di portare avanti, di difendere la nostra terra, difendere il nostro territorio e portare turismo e lavoro e non clandestini. Dove e quando l'appuntamento? E ci vediamo alle ore 11 al porto di Porto Empedocle, poi ci porteremo in un bar viciniore per una bella conferenza stampa. Ci sarà con noi l'onorevole Annalisa Tardino, il commissario provinciale Massimiliano Rosselli, il commissario comunale Umberto Prestia e tanti componenti e dirigenti provinciali della Lega, dirigendo della Lega provinciale. Io in qualità di capogruppo al Consiglio Comune di Agrigento vi esorto soprattutto gli agrigentini a venire in massa per cercare di dimostrare, con forza di dire stop a questa sanatoria che non è un accoglimento degli immigrati, un finto accoglimento che ci sta portando a un disastro.